La cosa bella è stata ricominciare. Io all'età, insomma, in età matura, ho iniziato una nuova vita, ho riscoperto, ho apprezzato di più le cose che avevo messo da parte e veramente ho guardato dentro il mio cuore. Questa è la cosa bella, guardarsi dentro e avere il coraggio di dire io sono questa, non mi vergogno, io sono questa. Nel mio libro io parlo di due cose, del prezzo che ho dovuto pagare nell'essere figlia d'arte, però dall'altro lato parlo del grande privilegio che ho avuto di essere figlia d'arte, perché oggi non sarei non sarei quella di oggi se non avessi avuto un padre così particolare e una mamma grandiosa veramente, una mamma che si è fatta in quattro, ha fatto l'uomo e la donna in casa per noi, per cui questa è stata la cosa bella. E in più aggiungo la pittura che io avevo diciamo rifiutato sin da piccola, perché da piccola mi dicevano, i professori a mio papà dicevano tua figlia è bravissima nel disegno. Io non appena dicevano che ero brava, già distruggevo il disegno. Avevo lo distruggevo, non lo volevo vedere. Però oggi l'avevo, cioè proprio, avevo chiuso tutto il mio estro, l'avevo chiuso dentro in una cassaforte dove ne avevo perso anche la chiave e non sapevo più dove trovarla. Eh, Però oggi, grazie alla pittura, non lo so, l'avevo dentro, mi è uscita da sola, non lo so che cosa mi è successo. I miei amici mi dicono, boh, ma dove l'avevi messo? Sta parte così interiore, diciamo. E allora, grazie alla pittura, io non ho sentito più il distacco che c'è la morte che ci ha separati, perché io non lo so, io quando dipingo è come se avessi mio padre dentro, c'è quella corda pazza che mi pervade, mi trasporta, per cui io mi sento trasportata, e per cui in quel momento è come se la mia anima si ricongiungesse alla sua e non la sento più la sua mancanza. La pittura mi ha aiutata a questa, a non soffrire e non sentire più la sua mancanza, perché è come se l'avessi sempre vicino. Mio padre è con me, non lo sento, infatti ora è da qualche anno che non mi va neanche di andare al cimitero, perché io ce l'ho sempre vicino. Quando faccio anche nei miei segni, tanti mi dicono che qualche segno ci assomigliamo. Abbiamo ad esempio la stessa scrittura con mio padre, abbiamo lo stesso colore degli occhi, le stesse espressioni, per cui me lo sento sempre vicino ed è una cosa bellissima questa, che è veramente l'arte che sto vivendo una cosa, un periodo bellissimo dove l'arte veramente eleva lo spirito, ti fa vivere come se tu vivessi altre dimensioni, non lo so. E in quella dimensione ci sono i miei genitori, c'è mio padre e mia mamma. Questa è una cosa bella, 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 bella veramente, che mi ha portata, cioè, ad essere anche a vivere la vita con più serenità e nella gioia e nella convinzione che tutto l'amore che ho nel cuore mi darà la forza di riuscire a realizzare, diciamo, il sogno di poter vedere l'immagine, il mio padre e la persona che è stata, il grande artista che è stato, collocato in una giusta collocazione, diciamo. Questo io l'ho scritto nel libro, mi sto impegnando. Ci sto mettendo, io dico che quando ci mette l'amore nelle cose, alla fine tutte le cose, le strade si aprono. Per cui, spero prima di morire, ho anche la mia età, di riuscire in questo mio intento perché non si può dimenticare. Mi sono accorta che avevamo la stessa espressione degli occhi. Al cimitero, quando sono andata al cimitero, quando andavo al cimitero a portare i fiori, è come se io e lui eravamo l'unica cosa, gli stessi occhi. Pensa che io ho nell'occhio
sinistro, ho una riga che è una riga rossa, una macchia di sangue rossa, uguale a mio padre. Sono l'unica dei figli, abbiamo lo stesso gruppo sanguigno. Ho scoperto che abbiamo la stessa scrittura. Per me lui era il mistero, perché lui, ho raccontato che lui vivevamo in una casa molto piccola e lui c'era il solaio in questa casa e per salire c'era una scala che poi lui se la saliva e non ci faceva salire. Se la prendeva, se la riportava in questa cantina, diciamo, in questo solaio. Per cui giustamente io per un po' di anni per me era tutto un mistero, perché questo padre che invece di stare con noi, oppure certe volte di andare a lavorare, si chiudeva notti intere, oppure di giorno, si chiudeva tutto il giorno là sopra e chissà, la mia curiosità infantile mi portava a immaginare chissà che cosa faceva questo padre in questo solaio misterioso. Diciamo, la sorpresa, diciamo, grande è stata quando, io l'ho scritto nel libro, quando lui frettolosamente è salito, diciamo, in solaio e gli sono cadute delle biglie dalle tasche. Io bambina le biglie non le avevo mai viste, avevo 8 anni, 8 anni e mezzo. Queste biglie, che cos'erano queste biglie colorate? E allora la mia curiosità di bambina sono andata a raccogliere felice queste biglie. E con i miei occhi lo guardavo, vedevo questo padre col camice che sembrava un medico, saliva e scendeva, saliva e scendeva. E giustamente era normale che era la mia curiosità di bambina mi portava a capire, perché mi confrontavo anche con le altre bambine che non avevano dei padri così, diciamo. Per cui mio padre era strano. Poi lui, dopo un paio d'ore, la scala l'ha riscesa, è sceso e mi ha abbracciata forte e mi ha detto: io ti faccio salire, però tu non lo devi raccontare a nessuno quello che vedi. Questo è un segreto tra me e te. Per cui io, giustamente, quello è stato un momento bellissimo perché lui non mi abbracciava mai, pochi erano i suoi bracci, per cui non sapevo, mi chiamava principessa, bella, un bacino una volta ogni tanto, però quell'abbraccio vero che ti dà un padre, non lo sentivo. Per cui mi ha dato il permesso di salire in solaio. E lì ho visto il paradiso e l'inferno. Ho visto il paradiso e l'inferno, perché il solaio, premetto che era una stanza completamente al buio, non c'erano finestre, c'erano solo delle semifessure, diciamo. E delle semifessure, però quando io entrai era di giorno, per cui lì per lì mi colpì una fortissima luce. Infatti mi sembrò, non avevo il concetto del paradiso, però in collegio, Suor Maria, in collegio parlavano del paradiso come la luce, per cui in quel momento mi sentii veramente in paradiso. E mio padre che cosa aveva fatto? Tutte quelle biglie, e con tutte quelle biglie, centinaia di biglie, aveva fatto dei giochi di luce in modo che con degli specchi tutte queste biglie le aveva assemblate che sembrava un universo, sembrava di essere in un mondo, cioè in un universo proprio. Tutte queste biglie sembravano dei pianeti. E, e poi con degli specchi, gli specchi riflettevano la luce, quella piccola fessura, la rifletteva in tutte quelle biglie, per cui sembravano delle stelle. C'è una cosa pazzesca, veramente pazzesca. E giustamente rimasi meravigliata di tutto quello che vidi. Poi, giustamente, la luce fu talmente tanta che abbagliò la mia vista, per cui abbassai lo sguardo e a terra vidi dei mostri,
vidi delle figure che mio padre faceva, disegnava tante, era un periodo triste che stava attraversando, per cui in quelle biglie sicuramente aveva messo la sua speranza, la speranza di essere compresa, di essere capita per la persona che era, però a terra aveva fatto, c'era una disperazione immensa, c'erano tante figure bruttissime, scure, nere. Io ebbi paura quando vidi tutte quelle figure così scure, così non le avevo mai viste. Mi misero angoscia. Insomma, poi iniziamo a parlare, insomma, lui iniziamo un po' a chiacchierare e da quel giorno mi diede il permesso di salire in solaio. Era un segreto tra me, figurati che avevo dei fratelli, i miei fratelli non potevano salire in solaio. Io sola ebbe, diciamo, il privilegio di vivere, di andare, salire in solaio e preparare, iniziai ad aiutarlo a preparare il cartoncino perché a lui piaceva dipingere nei quadri, fare dei quadri, delle miniature, dei quadri piccolissimi. Per cui io gli preparavo, gli ritagliavo il materiale e poi lui li dipingeva, faceva e io poi tagliavo il cartoncino e lo aiutavo, mi diceva come dovevo fare e da lì nacque una forma di complicità. Insomma, fu un incontro, diciamo, dopo il collegio, che il collegio per me fu il rientro a casa, fu traumatico, e dopo un anno e mezzo di silenzio, di solitudine, riuscì, diciamo, a vivere un po' la sua vita. Ma durò per poco, perché poi lui nel 1969 proprio la speranza che aveva nel suo cuore, e forse fu la speranza, o i sogni si avverano. Insomma, il fatto sta che iniziò a fare la prima mostra alla Biblioteca di Comiso. Da lì si iniziò a parlare di John Barresi, delle cose strane che faceva, per cui iniziarono i critici, insomma, le persone di cultura a incuriosirsi di John Barresi. Allorché poi insomma, poi ci fu Leonardo Sciascia che gli fece un lungo articolo sul Corriere della Sera e da lì iniziò il suo successo. Fu il periodo che mio padre divenne famoso, che venne pure la TV, ci fu un documentario, diciamo, da parte della RAI, per cui la troupe e cose varie. E di conseguenza, è vero, io in quella foto veramente ero orgogliosa di essere la figlia del pittore contadino, per cui con orgoglio proprio, per cui non lo so, l'istinto è anche il mio ricordo, cioè il ricordo perché quando mio padre diciamo divenne famoso e la RAI lo contattò perché doveva fare il documentario e mio padre giustamente come divenne famoso, la prima cosa che fece, comprò il telefono. mise il telefono perché ormai doveva ricevere telefonate importanti. Per cui una volta mentre che eravamo a pranzo, ricevette la telefonata di un regista della RAI che si era procurato il telefono con Leonardo Sciascia, per cui mio padre, quando il regista gli disse che avevano intenzione di, diciamo, filmare la Sicilia, il nostro territorio e soprattutto il pittore contadino, lui non credeva ai suoi occhi, si mise a fare come un pazzo, saltellò e ci travolse tutta la sua euforia, ci travolse tutta la famiglia, perché giustamente da lì a poco sarebbe venuta la RAI a fare questo filmato. Per cui infatti quella foto proprio è una delle tante foto che diciamo il fotografo ufficiale che era di Vittoria fece a mio padre e io ho scelto perché in quella foto ci somigliamo in particolar modo, sia nell'espressione, sia proprio
mi sentivo proprio in un momento che ci eravamo avvicinati e dove vivevo nell'orgoglio di essere la figlia del pittore contadino. Mio padre, attenzione, era preso dalla sua vita, sì, è vero, però mi adorava, cioè non, ero la sua figlia prediletta. Sono orgogliosa di essergli stata vicina fino alla morte. Gli ho tenuto la mano e la goccia di lacrima che gli è uscita. E gli sono stata vicina sempre, ed è stato bellissimo. Ed è stato veramente bello. E la cosa più bella, sai qual è? Si ricorda l'anno scorso, non facevo che piangere, io non piango più. E la cosa bella è stata questa, perché non piango, non piango. E mi sorprendo io stessa, perché come parlavo di mio padre, ma da sempre iniziavo a piangere. Era qualcosa che mi turbava. Oggi, a cuor sereno, sono felice anche di questo, non piango più. Sarà un bene, non lo so, però almeno un bene l'ho avuto, non piango più. Mio padre, nonostante abbia fatto parlare di sé nel territorio tantissimo, perché dal 1969 fino a che è morto al 2007, insomma, ha ricevuto centinaia di premi, insomma, era un accademico, è stato cavaliere, insomma, è stato al Parlamento europeo, è stato ricevuto dal Papa, di tutto e di più. Però purtroppo in paese ancora non hanno capito l'importanza di avere avuto, della fortuna di aver avuto un artista così poliedrico, così importante, che comunque sia, insomma, ha fatto parlare di un paese piccolo come Comiso. Ovviamente il mio sogno, cioè, sarebbe quello di fare qualcosa nel paese, a Comiso, nella mia città, perché diciamo lui, mio padre, l'amava Comiso. Comiso l'amava perché, nonostante è stato sempre criticato, perché mio papà era di origine vittoriese, però a Comiso ha trovato l'amore, ha trovato mia mamma, ha avuto la famiglia, ha avuto il successo, per cui lui è stato da sempre legato o Comiso, come si dice, proprio o Comiso. Infatti, a tal proposito, proprio ha fatto un quadro, il ponte, diciamo, Onorio, dove lui, che è un ponte immaginario di Comiso, dove ha fatto i palazzi, però il ponte, questo qua di Comiso, per come dire, io Comiso me lo porto sempre nel cuore. Chiudo così dicendo che veramente per me è stata una terapia dell'anima, e non bisogna, lo consiglio a tutti, senza vergogna, senza pudore, perché non c'è niente di che vergognarsi. La cosa bella, sa qual è stata? Che quando ho vinto il premio, che l'ho pubblicato, prima che tutti mi chiedevano sto libro, è da 2 anni che mi cercano il libro, ma poi sono stata contattata da centinaia di persone, perché tutti hanno il libro nel cassetto, però non tutti, tanti non hanno il coraggio di pubblicarlo, di dichiararsi. Sì, ed è stato bello anche conoscere queste persone che mi hanno preso anche come esempio. Dice, ma tu, dice, l'hai avuto? Perché dice, giustamente, certo, per me è stato pesante, perché oggi a Comiso mi conoscono tutte, sì, come la figlia del pittore contadino, ma sono una persona navigata, lavoro, sistemata, insomma, ho la mia vita. Per cui ehm, ehm, raccontare possibilmente il mio vissuto, la povertà della mia famiglia, il vivere la sofferenza, non è stato facile, però ne sono orgogliosa.